Dottoressa Mira, ecco oggi un'interessante iniziativa dal tema problematiche reumatologiche e medicina interna. Lei un po' ha curato tutto questo convegno, ce ne parli, quali saranno le tematiche interessate? È un convegno che è di 3 giorni. Perché 3 giorni? Perché abbiamo cercato di riunire ad Agrigento reumatologi provenienti non solo dalle varie province siciliane, ma provenienti anche da fuori regione, in modo che si possa creare una collaborazione fattiva, perché noi vogliamo curare i nostri ammalati in loco. E solo così, raggiungendo proprio questo contatto con i colleghi di altre realtà, possiamo veramente curare bene e presto i malati della nostra provincia. Il convegno è articolato in 3 sessioni e affronterà temi delle malattie infiammatorie del connettivo, le vasculiti, le malattie autoimmuni rare, in particolare la sclerodermia, che è una malattia di cui noi ci occupiamo già da tempo. Parleremo del dolore cronico, dell'osteoporosi, delle malattie degenerative croniche, dei reumatismi in corso di gravidanza e dei reumatismi in età evolutiva. L'iniziativa è sicuramente un'iniziativa meritoria perché prende in considerazione vari aspetti delle patologie reumatiche, le numerose patologie reumatiche, e le inserisce in un ambito internistico come in realtà dovrebbe essere sempre quando si affronta una patologia reumatica, quando si ha di fronte un soggetto con una condizione di questo tipo. Tra le condizioni reumatiche più diffuse figura sicuramente l'osteoporosi. L'osteoporosi è una condizione che non interessa soltanto le donne, interessa anche gli uomini e non interessa soggetti di età avanzata ma anche soggetti di età giovane adulta. Oggi ne sappiamo di più quanto a cause, quanto a fattori predisponenti, quanto a fattori genetici e sappiamo anche come le abitudini voluttuarie come il fumo, il caffè e l'alcol possono incidere negativamente sullo sviluppo e sul peggioramento di questa condizione. Parleremo delle malattie reumatiche del bambino, malattie che sono poco frequenti ma che hanno un'importanza per il malato grande, perché sono delle malattie che potrebbero essere teoricamente invalidanti. E quindi la diagnosi precoce di queste malattie, la cura corretta di queste cose invece può portare a questi bambini a una vita assolutamente normale fino alla speranza di guarigione. Mi è stata data una lettura sulla sindrome di Sjögren, è una condizione forse sottostimata, in quanto in realtà colpisce circa l'1% della popolazione generale femminile soprattutto. Ripeto, sottostimata perché spesso viene considerata come diciamo, l'occhio secco, quindi l'oftalmologo nota che la paziente che lamenta il bruciore agli occhi o la sensazione di sabbia pietrusca negli occhi prescrive le lacrime artificiali e tutto resta là. In realtà quando poi la malattia si configura come una vera sindrome, cioè con l'artrite, con le manifestazioni orali e con altre manifestazioni anche ben più importanti, perché questa sindrome nel 5% dei casi può trasformarsi in una malattia linfoproliferativa, nel linfoma non Hodgkin, quindi assume caratteristiche chiaramente di severità importante, quindi l'idea è quella di una diagnostica precoce. Io mi occuperò oggi, perché questo è stato l'incarico che mi è stato affidato, di parlare di dolore. Il dolore purtroppo è un sintomo costante, diciamo, in tutte le manifestazioni di tipo reumatologico e soprattutto parleremo di dolore cronico, che tra tutti i tipi di dolore è un dolore assolutamente inutile, mentre invece il dolore acuto è un messaggio che il nostro organismo lancia per dirci che qualche cosa non va. Il dolore cronico invece diventa un logorio continuo, diventa un fattore di stress continuo che incide moltissimo sia sulla qualità della vita del paziente che sui suoi rapporti sociali e soprattutto sulla depressione, perché poi alla fine tutti i pazienti affetti da dolore cronico vanno incontro bene o male a una sindrome di tipo depressivo.